2 giornate di attività e di approfondimento all'Ipari, in provincia di Messina, dedicate alle scuole e allo studio del mare nell'ambito del piano ministeriale Rigenerazione Scuola. Gli incontri del mare, iniziativa organizzata dal Ministro dell'Istruzione in collaborazione con diversi partner istituzionali, si sono aperti in Piazza Marina Carta con laboratori multidisciplinari realizzati dalla Guardia Costiera, da ARPA Sicilia, dalle reti nautici, dall'Istituto Comprensivo Eserole, dall'Ollus Mare Vivo. I ragazzi hanno potuto seguire collegamenti in diretta con la nave Maragliano della Guardia Costiera per attività di campionamento, vigilanza ambientale e tutela delle risorse ittiche, con operatori subacquei del sito archeologico Capistello. 300 tra studenti e studentesse, ragazzi coinvolti, alcuni di loro iscritti a 4 istituti nautici siciliani, hanno raggiunto l'Ipari direttamente a vela con le imbarcazioni delle rispettive scuole. Quindi presso la sala delle conferenze all'Hotel Carasco, alla presenza della sottosegretaria Barbara Floridia, si svolgerà oggi il convegno conclusivo del progetto Io propongo Arcipelago di Arcipelaghi. Ieri è intervenuto il ministro Bianchi affermando come il mare è la nostra storia, la risorsa più preziosa che abbiamo. Cosa che state facendo? Un modello di depuratori del mare, rispondete vivo! Mare vivo! Che quando le onde arrivano, la Posidonia si tiene i sedimenti, capito? Sì. Fa un tappeto sopra i sedimenti, sopra la sabbia ed evita che l'onda se la porti via. Noi abbiamo chiamato il nostro programma Rigenerazione dell'ambiente, ma rigenerazione anche della scuola. Allora una scuola che fa di più, che è più presente nell'ambiente, una scuola che studia, ricerca e permette a tutti voi di fare tutti i mestieri del mare, tutti i mestieri che sono sulle isole, tutti i mestieri che fanno crescere il nostro paese. Educare i ragazzi al mare è un must che deve entrare ormai nella cultura e nell'istruzione a tutti i livelli. In un paese come l'Italia, 8.000 km di coste, porti internazionali, 27 porti internazionali, 15 regioni che si affacciano sul mare, è impensabile che non ci sia una forte cultura marittima, una forte cultura del mare. L'Italia dal mare trae una parte importante della sua economia. La funzione marittima che lo Stato assicura attraverso gli usi civili e produttivi del mare, anche attraverso la Guardia Costiera, è una delle più importanti del Paese. Quello che stanno costruendo i bambini alle nostre spalle è un mini modellino di depuratore che è costituito da strati successivi di ovatta, sabbia e ghiaia, che va un po' a mimare l'azione di filtraggio nella fase iniziale appunto degli impianti che vengono utilizzati nelle nostre comunità e che ha lo scopo appunto di filtrare l'acqua. Li abbiamo fatto inquinare un pochino di acqua di mare con dell'olio e del sapone, mimando appunto il lavaggio dei piatti in cucina, e poi, come potete vedere, li facciamo versare l'acqua inquinata all'interno di questo impianto che permette poi la depurazione attraverso il passaggio a questi strati successivi e l'uscita di acqua pulita.